Ordinanza per contrastare il virus. Nessuna novità sulle ricerche del bambino di Caronia. Forse lo stato di calamità per il messinese. Notizie di calcio da Canicattì e Lega Nazionale Dilettanti sulla presenza del pubblico. Benvenuti su TVA Notizie. Chiudere non serve, piuttosto serve il pugno duro con controlli da fare sul serio. Ecco cosa ha deciso il presidente della regione Nello Musumeci anche in vista di Ferragosto e sul fronte migranti. Aumentano anche in Sicilia i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore con un leggero ma costante incremento, tanto da indurre il presidente della regione ad emettere una nuova ordinanza. Lo aveva fatto intendere negli ultimi giorni che se i casi fossero aumentati avrebbe adottato misure più restrittive. Ed immediatamente ha preso carta e penna e ha scritto una nuova ordinanza che stabilisce controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per contrastare il diffondersi del virus tra i migranti sbarcati in Sicilia. Sono in sintesi alcune delle disposizioni contenute nell'ordinanza a firma di Musumeci dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In Sicilia, tra le nuove misure, nelle discoteche e negli esercizi pubblici similari sono vietati gli eventi al chiuso, mentre per quelli all'aperto si fa riferimento alle linee guida recepite dal DPCM predisposte dalla Conferenza delle Regioni, tenendo conto del distanziamento, dell'obbligo della mascherina, della riduzione della capienza massima per garantire un numero nelle aree destinate al ballo. La nuova ordinanza invita le prefetture ed i sindaci a predisporre controlli nell'ambito delle rispettive competenze e prevede inoltre il massimo delle sanzioni amministrative per i trasgressori delle disposizioni. In particolare per le serate di Ferragosto, per agevolare l'organizzazione di controlli adeguati da parte delle autorità di pubblica sicurezza competenti, il governatore ha disposto l'obbligo di comunicazione entro le 48 ore antecedenti all'evento per gli esercenti delle attività destinate al ballo e con afflusso di pubblico numeroso. L'ordinanza spiega nel dettaglio anche alcune disposizioni legate all'emergenza migranti dopo gli ultimi episodi di fuga dei migranti dalla pericolosità, promiscuità determinata nei luoghi in cui sono ospiti e naturalmente per gli assembramenti. Niente tendopoli per ospitare i migranti e in caso di altre strutture individuate dal governo centrale serve la preventiva idoneità della locale ASP al fine di evitare il più possibile la promiscuità dei luoghi di partenza e di accoglienza. Disposto altresì l'obbligo del tampone su ogni migrante sbarcato. Proseguono senza soste le ricerche del piccolo Gioele mentre si cerca di ricostruire cosa sia accaduto realmente. Proseguono a tutto campo le ricerche di Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato senza vita e sfigurato sabato pomeriggio nei boschi di Caronia. Gli inquirenti stanno setacciando l'intera area nella quale è stato rinvenuto il corpo della donna. Vigili del fuoco, protezione civile, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni anche oggi stanno perlustrando i vasti boschi di Caronia. La base continua ad essere l'area di un rifornimento di carburante lungo la strada statale 113. Da qui si seguono costantemente le ricerche. Sono stati già controllati più di 500 ettari, compresi pozzi, rifugi e casolari che si trovano sui Nebrodi. Particolarmente attenzionata l'area sottostante l'autostrada 20 Messina-Palermo, dove Viviana Parisi lunedì pomeriggio ha avuto un incidente con la sua auto. Da allora della donna e del figlioletto si sono perse le tracce. Solo sabato pomeriggio il rinvenimento del cadavere. Del piccolo però non c'è traccia. Gli investigatori hanno sentito i familiari di Viviana e lanciano un appello ad eventuali testimoni. Chiunque avesse visto l'Opel Corsa di Viviana, uscita poco prima dell'incidente dallo svincolo autostradale di Sant'Agata Militello e poi rientrata in autostrada pochi minuti dopo, o avesse altri dettagli utili a chiarire il giallo, viene invitato a rivolgersi agli inquirenti.
Il percorso effettuato dalla donna resta un mistero ancora al vaglio della procura di Patti e della polizia, che non escludono alcune ipotesi. Sul tavolo degli investigatori sono diversi gli scenari possibili. Particolari utili alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto arriveranno dall'autopsia che chiarirà le cause del decesso, ma la priorità per il momento resta trovare Gioele, il figlioletto di 4 anni della donna. Viviana Parisi, DJ originaria di Torino, era scomparsa lunedì pomeriggio con il figlio dopo essere rimasta coinvolta in un incidente sull'autostrada 20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia. Aveva lasciato la sua utilitaria sull'autostrada e si era allontanata nei boschi. E adesso vediamo un servizio sul crollo del costone del Caos sulla spiaggia affollata. Per fortuna solo paura. Un nuovo crollo e ancora tanta ma tanta paura. A venire giù un altro pezzo della collina del Caos nei pressi della spiaggia di Maddalusa d'Agrigento, affollata di bagnanti che stavano al sole, sotto l'ombrellone o in mare a farsi il bagno. In pochi minuti il caos è stato inevitabile. Fuggi generale. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti, anche perché i detriti si sarebbero fermati ai piedi del costone, sollevando un'onda di polvere visibile a diverse centinaia di metri. Sul posto, dopo pochi minuti, è intervenuta la Capitaneria di Porto, che si trovava già nei pressi per un consueto servizio di vigilanza del litorale. In particolare, la Guardia Costiera stava procedendo allo sgombero di alcune aree occupate abusivamente da turisti e bagnanti. Il personale del circomare era stato allertato proprio per questo motivo e si stava recando sul posto per sgomberare la zona quando si è verificato il cedimento. La zona, spiega il presidente dell'associazione ambientalista Mare Amico, Claudio Lombardo, tempestivamente intervenuta a dare manforte alla Guardia Costiera e bagnanti, era già stata attenzionata dalla Regione Sicilia, che nel marzo 2019 aveva stanziato ben 6 milioni di euro per cercare di salvare anche la strada statale 640 che vi corre proprio sopra e che rappresenta l'unica strada che permette il deflusso viario dal porto di Porto Empedocle verso il resto d'Italia. La collina, secondo quanto affermato dall'ANAS, arretra con una velocità di 2 metri l'anno per colpa dell'azione combinata dell'erosione marina in basso e il dissesto idrogeologico a monte. Lo scorso mese di maggio c'era stato un altro crollo della falesia, ma allora non c'era nessuno in spiaggia. Secondo il geologo Giovanni Noto, le cause dei continui cedimenti sono da attribuire all'azione combinata di 2 forze prevalenti. La prima, spiega il professionista, è che il mare, con forte moto ondoso, erode il piede del versante e fa franare la falesia. Dall'altra parte abbiamo in maniera più blanda l'azione erosiva provocata dalle acque meteoriche lungo le incisioni che arrivano poi a mare. Oggi sarà fatto un sopralluogo dei tecnici del Demanio Marittimo e della Capitaneria di Porto con il comandante Gennaro Fusco per capire ancora e meglio le cause del crollo e verificare se è necessario interdire l'area alla pubblica fruizione. Una società di Agrigento vince un ricorso contro la TIM. Vediamo. Una società agrigentina vince il ricorso fatto dall'avvocato Guido Gueli di Raffadali tramite il Coricom Sicilia avverso la TIM per una fattura telefonica emessa ad un'azienda della nostra provincia. Questo in sintesi fatti: nel mese di maggio 2017 l'operatore telefonico recapitava alla società una fattura di euro 30.000 oltre l'IVA relativa al traffico dati asseritamente realizzato dall'utenza telefonica mobile intestata alla società nel periodo compreso tra il 17 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017, durante il quale il dipendente che aveva in uso l'utenza telefonica in questione si trovava all'estero in un paese fuori dall'Unione Europea. La società contestava la fattura innanzi al Corecom Sicilia. Evidenziava in particolare che la Telecom Italia aveva violato la normativa europea e nazionale volta a contrastare il fenomeno del cosiddetto Billy Shock, vale a dire l'addebito all'utente di importi particolarmente elevati per consumi del tutto inconsapevoli, se non addirittura inesistenti. Le norme vigenti, infatti, obbligano l'operatore telefonico ad attivare sistemi di allerta efficaci che consentano all'utente di monitorare gratuitamente in tempo reale sia il volume di traffico man mano che lo stesso viene prodotto, sia soprattutto il relativo prezzo.
L'operatore telefonico inoltre ha l'obbligo di far cessare il collegamento dati nel momento in cui l'utente esaurisce il credito. In tal caso la connessione potrà essere riattivata soltanto dopo che l'utente abbia espressamente manifestato il proprio consenso in tal senso. La società evidenziava altresì che anche i principi generali di lealtà, correttezza e buona fede obbligano l'operatore telefonico ogni qualvolta rilevi un consumo palesemente anomalo rispetto agli abituali consumi dell'utente ad adottare le misure precauzionali che si rendono necessarie per una sua tutela. Nel caso di specie, secondo l'avvocato Gueli, nulla di tutto ciò era avvenuto, non avendo l'utente ricevuto alcuna informazione o comunicazione da parte dell'operatore telefonico TIM. Il traffico dati registrato dall'operatore stesso era meramente apparente. All'arrivo del dipendente della società nel paese estero, infatti, il telefono cellulare si era connesso automaticamente alla rete dell'operatore telefonico estero, cui è rimasto collegato ininterrottamente sino al termine del soggiorno, tutto ciò a insaputa dello stesso utente. L'asserito traffico dati denominato roaming, evidenziato in fattura, quindi non corrispondeva ad effettive sessioni di traffico dati consapevolmente effettuate dallo stesso utente. La fondatezza di tale doglianza era confermata dai tabulati telefonici che la società aveva richiesto all'operatore. Dagli stessi, infatti, che registrano le effettive sessioni di traffico, emergeva che nel periodo in cui il dipendente della società si era trovato all'estero non vi era stato alcun traffico. Il Corecom Sicilia ha ritenuto quindi fondate sotto tutti i profili le contestazioni formulate dalla società per mezzo dell'avvocato Guido Gueli e quindi ha ordinato all'operatore telefonico di stornare l'importo della fattura, fatta salva altresì la possibilità per la società di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenerne il risarcimento del danno. Acquedotto Tre Sorgenti, ancora disservizi, ancora disagi per i cittadini e polemiche, mentre i cittadini chiedono anche l'intervento della magistratura. Tra interventi di riparazione e guasti continui, la situazione è diventata davvero esasperante. Parliamo dell'acquedotto Tre Sorgenti che non riesce a garantire la normale distribuzione idrica con turni decenti a causa delle continue disfunzioni che stanno creando in piena estate pesanti disagi ai cittadini, secondo i quali a questo punto, visto il ripetersi dei disservizi, servirebbe un'accurata indagine da parte della magistratura perché quanto accade è intollerabile. Sulla questione torna intanto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che non ci sta a subire ancora quella che definisce un'indecenza che mortifica un diritto fondamentale dei cittadini. Arturo Cantella ha intervistato l'assessore regionale La Galla sul nuovo anno scolastico. Vediamo. L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla ha partecipato qualche giorno fa in videoconferenza all'incontro promosso dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina con i rappresentanti delle regioni, alla presenza del ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. Oggetto della riunione le criticità che ancora incombono sull'avvio del nuovo anno scolastico. Con l'occasione è stata annunciata anche la firma dell'ordinanza che stabilisce criteri di riparto delle risorse per l'organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio e che dispone di oltre 977 milioni. Le scuole avranno così circa 50.000 unità in più di personale tra i docenti e il personale ATA e verrà data la massima priorità alla scuola dell'infanzia e a quella primaria. Tutto questo, secondo quanto dichiarato dalla ministra Azzolina, potrà avvenire prima dell'inizio dell'anno scolastico grazie anche alla digitalizzazione del sistema di gestione delle graduatorie che consentirà in tempi celeri nelle assegnazioni. Sentiamo l'assessore La Galla. Ecco, questo nuovo anno, tante polemiche, insomma, come partirà il nuovo anno scolastico? Lei che direttive darà in sintonia anche con quelle nazionali, ovviamente?
Le direttive sono state già impartite attraverso le linee guida regionali che ricalcano in larga misura quelle nazionali. Noi siamo assolutamente determinati a far ripartire l'anno scolastico a partire dal 14 settembre, certamente con quelle misure di prevenzione e precauzione che la circostanza epidemiologica impone e suggerisce, ma vorrei che il tema non venisse né strumentalizzato né drammatizzato. Si tratta di riprendere una nuova normalità che deriva dall'esperienza di questi mesi. Qualcosa sulla formazione professionale, il futuro com'è? Direi che questo governo ha già fatto abbastanza, avviso 2, rinnovamento dell'albo, decongestionamento dell'albo, ancora la definizione della nuova graduatoria dell'avviso 8, un riassorbimento di oltre la metà degli operatori dell'albo. Noi contiamo nelle prossime ore di promuovere la graduatoria, come dicevo un attimo fa, dell'avviso 8 e quindi consentire dall'autunno una ulteriore nuova ripresa dell'anno insieme ai corsi in obbligo scolastico. Sul maltempo che ha interessato la provincia di Messina, il Presidente della Regione annuncia il possibile stato di calamità, ma vediamo il servizio su quanto accaduto. Questo è il Viale della Libertà. Non ci sono dubbi e qui siamo esattamente nell'ottica di privati che non fanno la manutenzione e la raccolta acque del proprio contesto. Ma il problema non è solo questo, il problema è che se negli ultimi 10 anni hai destinato appena 400.000 euro per fare la pulizia delle caditoie e per la manutenzione delle acque bianche, è ovvio che ti ritrovi poi in una situazione del genere. Se hai consentito quando hai realizzato il tram che venissero eliminati tutti i sottoservizi, il risultato è questo. Se negli ultimi 20 anni hai consentito nelle zone di Canzirro e Torrefaro di mischiare acque bianche e acque nere e di far scaricare nel lago anche la fognatura, il risultato è questo. E allora rispetto a tutto questo ci vuole un'azione diversa. In questi 2 anni cosa abbiamo fatto? È già risaputo, 10 milioni di euro per quanto riguarda la sistemazione della raccolta acque bianche e acque nere per Torrente e Torrefaro, finanziamento già ottenuto, progetto in corso di realizzazione. Per quanto riguarda invece la sistemazione di tutti i sottoservizi eliminati, e nessuno mai si è posto questo problema dove passa il tram, 25 milioni di euro per mettere in sicurezza e quindi rifacimento di tutto ciò che riguarda i sottoservizi dove passa la rete tranviaria. Per quanto riguarda la manutenzione invece delle caditoie e delle raccolta acque bianche, noi già nel 2019 abbiamo previsto 200.000 euro e li abbiamo spesi, quest'anno 550.000 euro e è in corso di affidamento all'AMAM il relativo servizio, ma abbiamo anche definito una volta per tutte la modifica del contratto di servizio per avere circa 1,5 milioni di euro l'anno, pure 2, destinati a questo tema. Noi ora lo possiamo fare perché ovviamente abbiamo risolto i problemi anche economici che abbiamo ereditato. E anche il sistema di allerta questa mattina non ha funzionato perché noi la segnalazione che è arrivata dalla protezione civile regionale non era quella che poi si è purtroppo rivelata. Quindi combattiamo anche con queste cose. Quello che intanto va fatto è accelerare tutti i procedimenti di cui abbiamo parlato e aggiungo anche che gli 8 milioni di euro che abbiamo ottenuto per la manutenzione e la pulitura di tutti i 70 torrenti abbandonati al loro destino sono in questo momento con le procedure di gara d'appalto. In 2 anni puoi comprimere tutti i tempi che vuoi, ma ovviamente a questo puoi arrivare. Nel frattempo la prima questione è che ogni cittadino e ogni proprietario di terreni o soprattutto anche di complessi condominiali come questo deve entrare nell'ottica che deve fare la manutenzione del proprio terreno e deve procedere quindi anche a sistemare quello che è la canalizzazione delle acque bianche e su questo ora faremo un'ordinanza e non guarderemo in faccia a nessuno perché non è ipotizzabile che
c'è un concorso qui di responsabilità su quelle che sono le omissioni di questi 20 anni, ma è ovvio che questo riguarda il pubblico, ma il privato ovviamente si deve assolutamente fare la sua parte, perché diversamente il rischio è che si arriva a un cortocircuito che mette in pericolo la pubblica e privata incolumità. Ma ieri abbiamo avuto tanta paura per vedere anche la morte, però ringraziamo Dio, siamo tutti vivi, solo danni, ma danni abbastanza, dentro le case, sotto gli scantinati, negozi, un po' di tutto, Per fortuna dopo che è finita tanta pioggia sono arrivati la protezione civile, i vigili e tutti quanti a darci una mano. Ieri dalle 3:30 qua era un fiume pieno di acqua, che le macchine arrivavano fino a qua, tutto che camminavano dentro l'acqua. Io non ci credevo quello che vedevo. Poi a un certo punto si sono accavallate le macchine, uno dentro l'altro. Ancora ci sono le prove, ancora ci sono. Anche le mie macchine sono state danneggiate e tutto. Ringraziamo Dio che siamo tutti vivi e solo danni. Devo dire 4 parole concise senza dilungarmi, è stata una catastrofe. Diciamo, poi fra le altre cose non è stata neanche annunciata dalla protezione civile, una cosa inaudita, cioè da fare paura. Purtroppo c'è gente qua che con tanti sacrifici ha fatto casa ristrutturata, mobili, e si è ritrovata a non avere più nulla, solo i debiti. Io mi auguro che l'amministrazione comunale o chi di dovere prenda in considerazione questa situazione, che non si verifichi come si è verificato circa 10 anni fa, più o meno, non dico la stessa cosa, ma lo stesso nubifragio che ha causato danni ingenti e non abbiamo ricavato niente. Ora, questa volta spero che l'amministrazione comunale, il sindaco, la provincia, chi che sia, possa fare qualcosa per dare una mano d'aiuto a tutte queste persone che hanno perso quasi tutto, anzi tutto. Domenica di incendi nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Le fiamme si sono sviluppate in punti diversi, in modo particolare nel vallone sottostante il Viale Sicilia. Il fuoco ha lampito gli uffici del catasto e la ferrovia. Inutile dire che quella degli incendi è una questione ormai di ordine pubblico, visto che ogni anno d'estate Agrigento con i quartieri diventa preda dei delinquenti piromani. A Fontanelle per spegnere le fiamme sono intervenuti gli agenti della Forestale. Decespugliamento ad Agrigento, ma c'è un video che la dice lunga sulla civiltà delle persone. Continua la massiccia attività di decespugliamento in tutta la città di Agrigento, a comunicarlo l'assessore all'ecologia Nello Amel, che in atto informa le zone interessate sono il quartiere di Monserrato, il quartiere di Fontanelle, il quartiere di San Giuseppuzzo, il villaggio Mosè con le traverse di via Di Salvo e via Leonardo Sciascia. Sono in programma inoltre, afferma Amel, entro la fine mese, i 2 parcheggi della via Gioieni e il dicerbamento di tutta la via Mera, quindi il despugliamento e la pulizia di tutte le strade davanti alle scuole. In atto opereranno 6 squadre di operai che rimarranno in attività per tutta l'estate e che subito dopo Ferragosto saranno supportate da altre squadre del settore Villa e Giardini che cureranno gli svincoli stradali, Piazza Magione, Fontanelle e le aree interessate dalle piazzuole. Intanto, da queste immagini diffuse e pervenute, ci si vede un signore in via Pirandello che scarica la spazzatura all'angolo della strada. Poi, forse, pensandoci meglio di essere riconosciuto da qualche documento in esso contenuto, torna indietro e va a rovistare nel sacco e si accorge
che ci sono degli scontrini a lui riconducibili, quindi li toglie, ci pensa un po', torna indietro, riprende il sacco e lo va a scaricare altrove. Così facendo, evidentemente, grazie a queste persone, la città presenterà sempre delle criticità dovute all'incuria di pochi, fortunatamente, che non hanno a cuore la pulizia dei luoghi pubblici e che non rispettano le norme sulla raccolta differenziata. Il super bonus al 110% previsto dal decreto rilancio parte ufficialmente con importanti novità che riguardano i condomini che, come precisa l'Agenzia delle Entrate, possono godere di ulteriori semplificazioni. I lavori da fare in condominio infatti potranno essere approvati con la maggioranza degli intervenuti all'assemblea, purché rappresenti 1/3 del valore dell'edificio. In questo modo l'accesso alle agevolazioni per i condomini sarà più semplice ed immediato. Al Lido Agrigentino di San Leone non si corre soltanto il rischio Covid per gli assembramenti, soprattutto in questi giorni. Il vero rischio, si potrebbe dire, che da sempre purtroppo disturba la tranquillità del Lido, è la violenza tra giovani. L'ultimo episodio ha visto vittima un 17enne aggredito nell'area dell'ex eliporto. Una triste storia che si ripete e che forse meriterebbe più attenzione da parte delle autorità. Occupazione giovanile, buone notizie dalla CNA. Vediamo. Buone notizie per chi è senza lavoro, tutto pronto per l'avvio di Garanzia Giovani seconda fase, il programma europeo diretto a favorire l'occupazione giovanile. A comunicarlo il direttore della CNA di Agrigento, dottor Claudio Spoto, che attraverso una nota dettagliata inviata alle imprese e ai tanti giovani afferma che tra gli interventi previsti figura la misura 5, che riguarda i tirocini extracurricolari attraverso i quali verranno attivati dei percorsi formativi per un periodo di 6 mesi, 12 per le persone diversamente abili e quelle svantaggiate, a contatto diretto con il mondo del lavoro al fine di favorirne l'inserimento o il reinserimento nel tessuto produttivo dei giovani disoccupati e non. La misura 5, conferma Spoto, si rivolge a 2 bacini di giovani, i NEET, che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale, essere disoccupati, non frequentare un regolare corso di studi, secondari superiori, terziari, non universitari o universitari, non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un albo o un ordine professionale, e non essere inseriti in percorsi di tirocinio curricolare o extracurricolare in quanto misura formativa. Non NEET, che devono avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Già dal 5 agosto scorso è possibile aderire al programma Garanzia Giovani, seconda fase, quindi è necessario registrarsi al portale SILAB Sicilia, compilando il form di registrazione. La sede CNA provinciale di Agrigento, sita in via Persanti Mattarella, e le sedi territoriali di Villa Seta, Sciacca, Raffadali, Casteltermini, Menfi, Ribera, Licata, Canicattì e Realmonte sono a disposizione per seguire e accompagnare i giovani nella procedura già in questa prima fase. Nel contempo raccoglieranno le adesioni delle aziende che vorranno usufruire di questa grande opportunità per accogliere nelle loro strutture i tirocinanti. La CNA, tramite le proprie Apple, è accreditato come ente promotore al quale viene affidato il compito del matching, cioè di favorire l'incontro tra i giovani e le imprese presso cui svolgere il tirocinio retribuito con fondi pubblici. La soglia massima dell'indennità mensile corrisposta al tirocinante è pari a 300 euro, oppure 500 euro per i tirocini svolti dai soggetti disabili e da persone svantaggiate. Pausa adesso per la pubblicità, poi di nuovo insieme con lo sport. Pagina sportiva con un servizio di calcio da Canicattì.
A volte ritornano e che colpo in casa Canicattì Calcio. La società ha infatti perfezionato l'accordo con il calciatore Alessio Ferotti per la stagione 2020-2021 di eccellenza. Difensore centrale, 20 anni. Per Alessio Ferotti si tratta di un gradito ritorno, visto che il calciatore nella prima parte della scorsa stagione e in quella precedente ha già indossato la casacca biancorossa. Ferotti arriva dal Sant'Agata dopo aver conquistato la promozione in Serie D. Adesso per il calciatore inizierà la sua esperienza 2.1 al Canicattì sotto la guida del tecnico Pippo Romano. Ratificato inoltre l'accordo per il rinnovo con i giovani Rodolfo Sinatra e Alfonso D'Andrea. Sinatra, centrocampista di appena 18 anni, arrivato a gennaio della passata stagione, continuerà a vestire la maglia biancorossa e a dare freschezza al gruppo. Anche D'Andrea, portiere classe 2003, era arrivato a gennaio della passata stagione, contribuendo in maniera importante con la formazione juniores. Per entrambi i giocatori dunque si tratta della seconda stagione con il Canicattì. Ferotti insieme a Sinatra e D'Andrea si sono aggregati al gruppo che da giovedì scorso allo Stadio Saraceno di Ravanusa ha iniziato la preparazione fisica e atletica agli ordini dell'allenatore Pippo Romano e del suo stretto collaboratore Daniele Trombino, che allena i portieri. C'è un clima di serenità in casa Canicattì, soprattutto la consapevolezza di avere fatto ottimi acquisti e di poter disputare un altro campionato ad alti livelli. Questa è la rosa dei calciatori che finora hanno firmato l'accordo con la squadra del presidente Angelo Licata. Federico Valenti e Alfonso D'Andrea portieri, Simone Fiore e Giuseppe Tedesco difensori, Walter Malluzzo, Vittorio Caronia e Danilo Greco centrocampisti, Giuseppe Iezzi attaccante, tutti riconfermati. I nuovi invece sono Alessio Ferotti, Pietro Marino, Pasquale Semprevivo, tutti difensori, Filippo Caternicchia centrocampista, Giuseppe Prestia attaccante, Claudio Velardi punta centrale. Pubblico presente negli stadi, ma fino a 1000 posti all'aperto. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Buone notizie per il calcio dilettanti. La Lega Nazionale Dilettanti infatti dà il via libera allo svolgimento delle competizioni alla presenza del pubblico. Si potranno fare allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche anche in presenza di persone. Lo ha stabilito il nuovo DPCM, confermando l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di far regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali. In questo modo possono esultare le società della Lega Nazionale Dilettanti che da tempo per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle norme regionali. Il decreto stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all'aperto e di 200 al chiuso. Per gli eventi a carattere territoriale, confermate però le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta reazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l'obbligo delle porte chiuse. Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità, ha commentato con soddisfazione il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute dal nostro coordinamento sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare. Ed è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.